Ma comunque, comunque magari capisci, no? Boh, magari pare non sarà le novità. Comunque praticamente in Giamaica danno una specie di un altro tipo di cristianesimo, no? E quindi loro dopo ne vuole la parola fuk sia teschianti, ad esempio, quando dicono more fire e sia quando dicono anche fire burn, cioè che il fuk al brusi alg e che stalga è sempre al contrario alle loro idioma, alle loro culture. Quindi dopo sia il fuk come che diceva Macor, come smondamento, come purificazione, e sia dopo il tiarmo in fuk come incitamento durante i concerti. Ad esempio, quando è un concerto alle PL e il cantante la vuoi di sentire di casenso, no? di la gente un po' vivarose e calorose, allora domande se chi mi dell'aida, no? Se non lo dico, buttarmi per giorno una famiglia gruesse, no? Ma lo dico, mi l'accendente, facermi via del fuk, no? E quindi o qui accendendo, oppure con l'accendente e brusi una bomboletta spray dal profumo, ad esempio, noi tiri inflammosi di 10 metri, e quindi sotto al palco si vede in piccoli fugos. Quindi anche loro andiamo un concerto al FUC interessante, certo, che si lega anche con la nostra. E allora tu Betta, a proposito di FUC, posso fare 30 secondi di improvvisazione dedicati alla paraula e al significato del FUC? Vabbè. Sì. Mi butta un rendi malessio. Allora, ho voglio davanti con questa roba che il rapper raga non gli tratta come un gioco. Io tiri fuori il fuoco ma non lo trai dal brook. Io vendo una zona non te che ne più a basso, o vendo nimis. Io dai il fuoco per robe improvvisate, in particolare per streamis. Al fuoco che non è di moda, ma serve come smondamento di una roba che è contraria alle tue filosofie. Al fuoco che prima la nevore che ti schiadia, dopo si ti squarta nie di una falischie. Al fuoco non brusa il danza, dal fuoco tu butti su una whisky. Al bruso non te che di pui, quando venga il sisso, il 100 di gennaio o di dicembre, non mi visi quando è. La tradizione malfatta le costò io, so ben ore, pace che mi plas di schiadarmi con la mia comunità, attorno a un fuoco di un prat, pensi a ogni passo che con dai fa, troppo mi sono divertuto e anche sto là, chiaso non te che ne disfar, ma questo non è importante. Al fuoco che mi ten ben, al fuoco al bruso dentro di me, al fuoco bene hard, al fuoco da mio ben volè. Io come ca, o ti improvvisi, una roba fatte direttamente sul momento, pace che mi plas, viola il fuoco anche te grave dal tidimento. Quella che facevo un tot di festi con la musica e gli amplificatori, al fuoco, al bruse, che al fassi i suoi rumori, al fuoco che è normale, tradizione popolare, al fuoco, al bruse, dal mio salotto, pace che io andai e il fuoco là. Bravo, complimenti. A disposizione, esatto. Ti domani di 20 secondi, però 20 secondi e traducendo, non tutte le robe che trasdite come, però in italiano, perché in quattro che non capisci, anche in italiano 20 secondi dedicati al fuoco. Ah, pensavo al fuoco, no, così ti sa che per dissetare. Il fuoco. Mi hanno detto da bambino non giocare con il fuoco. Mi hanno detto che il fuoco se brucia la plastica inquina. Mi hanno detto stai attento, usa il giornale e le cassette, non usare la diavolina che inquina. Il fuoco che crea diossina sempre se brucia la plastica, ma quando non hanno lezione di ecologia la situazione potrebbe essere drastica. Al fuoco che era primordiale, la cosa che serviva per scaldare la carne, per differenziarci dall'animale. Cosa vuoi? La civiltà del fuoco, quella prima. Io al massimo potrei farvi la civiltà della rima. Ho il fuoco per le rime quando ci metto l'amore, il fuoco con le persone mi genera calore, ma il calore con le persone a cui voglio bene non è neanche paragonabile a un fuoco in impianta stabile. È praticamente così, io ho il fuoco per le rime, sono un MC, ma ogni fuoco finisce praticamente come finisce un pezzo di ferro messo nell'acqua farrugine. Invece il fuoco finisce quando vedi soltanto la fuliggine, ma del fuoco rimane qualcosa, rimane il ricordo, rimane terra bruciata come un'aquileia Attila. Io del fuoco quando prendo in mano il microfono con le rime vedi che ho la mia pratica. Vi parlate dal FUC, dal fuoco, ma se io us domandi, forse farei trattato l'argomento, se io us domandi qual è il dio dal FUC per i grecs, per gli antichi grecs, sapete quel calere? Prego. Non hai capito? Eros. Il fuoco per un altro fuoco. Chi si sposti è interessante la tua intuizione, però non è proprio Eros, prego.
No, per le arti, sì. Era il dio del sole? Sì, però non del fuoco. Del fuoco, per i romani tu sai chi era? Allora uno che aveva la fusina, la faria sull'Etna. Sull'Etna, sì. È Festo. Vulcano fa i romans, no? Sì, però è Festo pari i greci. È Festo. E infatti, come dice Alessandra, aveva la fucina, aveva la farie dall'Etna. Dall'Etna, sì. E che come ascoltate che è una storia bellissima. Sì, perché lì era un titan, Prometeo, che aveva veduto che Ions era salvadis, non conosceva anche il fuoco, perché Zeus si era arrabbiato con Ions e non voleva che Ions avesse il fuoco e che vivesse bene. Allora Prometeo aveva compassione, pietà di queste int che viveva così male e decide di regalare il fuoco. Però per regalarlo aveva di robarlo prima e decide là in tala grande farie di Efest sul vulcano Etna. Allora va dentro. Efest! Prometeo, tu? C'è sto di vedi Efest. Oh, voi ve un vas di bronzo. Ma di qui è il che scudo che tu hai simbole? In cosa diceis? In tal che il cernelli ti si imperle di sudore. E iele Egide. Egide? Il scut di Zeus. Ah, il scudo di Zeus, lascia che le chiavi in telus dal fuoco. Così, intanto che Prometeo al fevelava con Efesto non stava attenta a ciò che lui faceva, alla roba che stalisce dalla farie e le platte le mette dentro di un baston vuet, come che si usava fa una volta, quindi robe preziosi si metteva dentro da un baston vuet, sì. Si metteva e lui la metteva alla falisce. Alla falisce, sì. Come il cavaliere, come il bacco da seta. Come il bacco da seta che è stato portato in Europa dalla Cina dentro di un baston vuet. Come gli Acum dei Jays. Sì, che l'avesira a metti i beis, che ciappava. Esatto. Vendi le robis. Ah sì, una roba che gli là in davanti per secoli e secoli. E allora, dopo, Prometeo le là da Ions, già data la falisce, Ions hanno scoperto il fuoco e che volte sono stati migliori, hanno potuto scaldarsi, cucinare il mangiare e anche essere più intelligenti. Interessante, sì, perché chi è il simbolo, Prometeo, il fuoco, è il simbolo della civiltà, perché l'uomo diventa più evoluto, quindi il fuoco a disposizione, ma è il simbolo anche dell'intelligenza, della furbizia. E lui per fare queste robe ha adottato un trucco. Sì, alla squinduta la falisce dentro di un bastone. In pratica lui ce l'ha infatti, immaginiamo questo fazzoletto a sedi il fuoco, lui ha fatto un busto al suo bastone, e io immagino questo me pui come un bastone, l'ha messo dentro il fuoco, finché non si deve più per non farlo io di Efesto, e quando allora metto dentro, l'ha chiacchiato ben dentro, dopo l'ha sofflato e il fuoco allora è sparito. Però dopo la da Ions e ha tornato a fare il busto dentro dal bastone, l'ha sofflato dentro e l'ha portato a Ions, pensi che lo vedi portato, sì, l'ha portato e gli ha portato il fuoco a Ions. Non è male, come non è male. Era un bravo Prometeo. Tu sai di cui mi chiamate, di Prometeo, sì. Va bene, e allora?